Per raccontarvi la sfida della 26esima giornata del Girone A di Serie D, una sfida che mette di fronte la seconda in classifica, il Vado Ligure, che arriva nello stadio del Varese, sesto in classifica. Prima però di iniziare con le emozioni di questo match, andiamo a sentire i due tecnici, i due allenatori, quello del Varese e quello del Vado. Con mister Andrea Ciceri, allenatore del Varese. Mister, dopo 2 sconfitte consecutive, come avete vissuto questa settimana di avvicinamento a una partita che è molto importante anche a ben vedere dall'avversario che affrontate oggi? Sì, le 2 sconfitte pesa soprattutto l'ultima, perché nel nostro percorso è stata una battuta d'arresto che non ci voleva in questo momento. E è chiaro che la squadra è chiamata a una reazione importante, decisa, forte contro il peggiore avversario da trovare, perché è la squadra più forte del campionato. C'è qualcosa in particolare su cui avete lavorato e qualcosa in particolare che vorrà vedere oggi in campo dai suoi giocatori, indipendentemente dall'11 titolare e le sue scelte? Ma si lavora dall'inizio dell'anno sempre per un percorso di crescita. È chiaro che ci sono stati delle lacune, dei difetti nella partita scorsa, ma oggi ne presenta tutt'altre, quindi abbiamo cercato di improntare una partita dove dobbiamo alzare il livello di attenzione, perché troviamo l'attacco più forte del campionato, una squadra che può farti gol in tutti i momenti, quindi l'atteggiamento di massima allerta è quello che serve per stare dentro una partita complicatissima. La risposta, diciamo, preventiva dei suoi ragazzi prima di arrivare al calcio d'inizio di oggi, come li ha visti in questa settimana che, come dicevamo prima, è stata molto importante dal punto di vista emozionale? Ma da quel punto di vista non ci sono mai stati dubbi circa quanto ci tengono, anzi forse ci tengono così tanto a far bene per questa società, per questa tifoseria, in questa piazza, che a volte abbiamo avuto delle battute d'arresto appunto proprio per la voglia di fare tanto. Adesso in questo momento particolare la settimana l'hanno passata con lo spirito giusto. È chiaro che il campo poi è davvero la pagella ultima e definitiva che più conta. Grazie a mister Ciceri, in bocca al lupo per la partita. Grazie. Grazie. Con mister Marco Sesia, allenatore del Vado, quanto è importante, mister, questa partita, visto che poi ci sarà anche uno stacco abbastanza lungo prima dello scontro diretto per un'eventuale prima posizione da riprendere? Beh, è una partita estremamente importante, chiaramente dopo avremo la pausa. Però chiaramente per noi è come se fosse una finale, perché quando si avvicinano le partite a chiudere il campionato e quando ti giochi il campionato così a pochi punti di distanza, ogni partita è una finale, quindi dovremo essere bravi a centrare una partita importante. In questi momenti in cui lo scontro per quell'eventuale prima posizione diventa anche a distanza, cosa si dice ai giocatori per andare in campo in partite come queste e mantenere la concentrazione? La cosa più difficile comunque è tenere sempre la concentrazione alta quando sai che potenzialmente devi cercare di vincere, e che non è facile, perché ci sono gli avversari come in questo caso qui di tutto rispetto, perché il Varese è una squadra importante che lotta per di entrare nei primi 5, quindi l'aspetto mentale diventa determinante. Ecco, quest'anno in campionato avete fatto leggermente meno bene in trasferta, avete lasciato qualche punticino in più. Oggi venire a fare una partita importante ed eventualmente prendersi 3 punti importanti qui in uno stadio come questo che ha grande storia, quanto può essere utile anche per il percorso di continua crescita della squadra? Beh, senz'altro spero che sia utilissimo, perché vuol dire che magari abbiamo centrato questi 3 punti, però comunque, ripeto, dovremo fare una prestazione importante, di grande personalità, e comunque chiaramente è vero che i numeri in trasferta sono leggermente diversi rispetto a quelli di casa, però questa squadra qui dall'inizio dell'anno sta avendo dei numeri importantissimi, e quindi si parla di
dettagli, si parla di situazioni veramente di pochissima differenza, e quindi dovremo cercare di andare a lavorare benissimo anche su questi dettagli. Grazie, in bocca al lupo per la partita. Grazie a voi. Il primo posto, che sembra solamente una questione ligure, da cui però oggi non si vede il mare, c'è il Sacromonte, è un po' annebbiato ma ci guarda lo stesso. Questa è Varese, la sua storia, la sua tradizione calcistica e la rincorsa del Vado che passa necessariamente da qui. Buon pomeriggio da Alessio Colombo, stadio Franco Ossola. Varese Vado, 26esima giornata del Girone A di Serie D. Siamo pronti a vivere le emozioni di questa bellissima partita e andiamo subito a vedere le formazioni, le due squadre che si daranno battaglia in campo fra pochissimo, e partiamo subito dalla formazione del Varese di Ciceri, che oggi si schiera con il 3-5-2. Questa è la prima grande novità, la novità tattica, con Taina in porta, De Ponti nella linea difensiva 3 con Bruzzone e Costante, a sinistra Berbenni, a destra Marangon, poi Palesi con Tentoni e Malinverno nei 3 di centrocampo, davanti la coppia consolidata, formata da Barzotti e Cogliati che oggi va a fare l'attaccante centrale insieme al numero 9 che torna titolare. Da segnalare anche nel Varese il rientro per la panchina, almeno per il momento, di un altro attaccante, Romero. Dall'altra parte invece il Vado sceglie di confermare il solito 3-5-2, quello che ha portato fortuna almeno fino a questo momento a mister Marco Sesia. In porta c'è sempre Bellocci, la difesa 3 con Lazzarini, Bondioli e Saltarelli. La novità, anche se non è una grandissima novità perché l'abbiamo già visto lì, è quella di Gulinelli, che gioca nella mediana con Ciccone e De Rinaldis, a sinistra Lupinacci, dall'altra parte Civarosa, che solitamente invece viene visto giocare proprio sull'out mancino. Oggi gioca a destra, davanti anche qui una coppia ultra consolidata, quella formata da Arras e Alfiero. Tanti gol per Marco Sesia, che cercherà di sfruttare questo potenziale offensivo anche nella gara di oggi per vincere una partita importante come questa. Sono 7 i risultati utili consecutivi del Vado, che settimana scorsa ha perso la vetta della classifica con il pareggio interno contro il Sestri Levante, che peraltro ha già giocato ieri e ha pareggiato contro la Lavagnese. Va comunque molto forte la squadra di Sesia, secondo posto in classifica, 58 punti, eccola qui, la vediamo la classifica del Girone A di Serie D, e chiaramente il Ligorna da seguire con 59 punti, un solo punto in più per l'altra squadra ligure. Prima dello scontro diretto, prima del derby, prima ci sono questi 90 minuti. Il duello però rimane a distanza perché oggi il Ligorna ospita il Gozzano. Per il Vado c'è questa trasferta, la trasferta di Varese contro un avversario ostico che ha voglia e necessità di riprendersi. Insomma, è un ottimo banco di prova per le ambizioni del Vado su un palcoscenico che inevitabilmente ti mette di fronte al peso di una storia importante. Ecco le due squadre in campo, il Varese oggi in bianco con i pantaloncini rossi, il Vado invece che rispolvera la divisa da trasferta, quella completamente blu scura. E c'è anche una bella cornice di pubblico. Abbiamo parlato tanto di ambizioni, della storia, sono tutti termini che nelle ultime settimane hanno un po' schiacciato invece il Varese di Ciceri, che ha perso le ultime 2 gare di campionato consecutivamente, e sono stati anche 2 KO abbastanza pericolosi e dolorosi per il proprio percorso. Prima il 3-1 contro il Ligorna, capolista del Girone A di Serie D. È stato un KO accettabile visto che è arrivato appunto contro la prima in classifica, e poi c'è stato il 3-1 in casa della Nova Romentin, ultima invece della classifica del Girone A. Ha sollevato sicuramente qualche malumore in più, ha complicato anche un po' la settimana d'avvicinamento a questo match da parte della squadra di Ciceri. Ne abbiamo parlato appunto nell'intervista prepartita anche con il tecnico del Varese, che chiaramente ha riportato la concentrazione giusta che serve per questi appuntamenti. Da ricordare anche che il 2026 del Varese è stato in generale abbastanza difficile, solamente 2 le vittorie
sulle 8 gare disputate in questo nuovo anno. Anche questo va migliorato per la squadra di Ciceri. Dirige oggi Bruno Tierno della sezione di Sala Consilina. Nella squadra arbitrale gli assistenti sono Pier Giacomo Palermo della sezione di Bari e Andrea Mongelli della sezione di Chieti. È tutto pronto, sono le 14:31, stiamo per cominciare. Questo è il Vado che chiaramente ne approfitta per le foto di rito e gli applausi per il Varese di Ciceri in settimana, subito dopo la sconfitta contro la Nova Romentin. Per la verità è intervenuto anche il direttore generale Rosati, che ha parlato appunto dell'importanza dell'ambizione, della concentrazione e del fatto che per giocare a Varese non basta indossare la maglia biancorossa, ma dimostrare anche di meritarla. Bisogna fare molto di più, molto meglio per proseguire un progetto di crescita che comunque va avanti. Chissà che chiaramente quella di oggi non possa essere una grande occasione per la squadra di Ciceri per dare una svolta in ottica playoff e in vista della parte finale di questo campionato, che sarà sicuramente molto emozionante. Abbiamo due lotte diverse, quella per i playoff per il Varese e quella per il primo posto, e la promozione tra i professionisti per il Vado, che come detto sfida a distanza il Ligorna. C'è qualche problema con la porta che dovrà difendere Bellocci, allora qualche istante di ritardo qui a Varese, dove l'atmosfera si sta anche riscaldando un po', in un pomeriggio che da questo punto di vista ne ha bisogno, perché è tornato un po' di freddo da queste parti dopo delle belle giornate di sole. Ne approfittano le due squadre per riscaldarsi un po', per tenersi in clima partita. Sarà interessante vedere logicamente come si schiererà effettivamente il Varese in campo. Abbiamo messo in grafica un 3-5-2 con Barzotti che torna dal primo minuto, mette centimetri là davanti insieme a Cogliati, che aggiunge ovviamente qualità. Normalmente partiva da sinistra il numero 11, oggi partirà un po' più centrale nella coppia con il 9 del Varese, e poi la scelta di arretrare sulla linea difensiva De Ponti con Bruzzone e Costante, mettere in porta Taina. Ne approfittano nel frattempo i giocatori di Sesia per le ultime indicazioni, anche per caricarsi un po' in questo pomeriggio. L'ha detto anche Sesia nel prepartita, giocare a distanza chiaramente aumenta nel duello con il Ligorna, aumenta la percentuale e il tasso di difficoltà nel mantenere la concentrazione, ma chiaramente un palcoscenico come questo dà ancora più motivazioni ad una squadra come quella del Vado, che davanti può affidarsi chiaramente a due bocche di fuoco come Arras e Alfiero. E poi da valutare anche l'efficacia che abbiamo già visto in campionato, ma che verificheremo ancora oggi, di Gulinelli nella linea mediana con De Rinaldis e Ciccone, altro perno fondamentale del centrocampo della squadra di Marco Sesia. Allora, sembra tutto a posto adesso, allora è veramente tutto pronto per cominciare. Aspettiamo il fischio d'inizio di Bruno Tierno e poi vi raccontiamo Varese Vado, questa 26esima giornata del campionato di Serie D Girone A. Siamo al nord e siamo pronti a cominciare. Si parte, è cominciata Varese Vado, il primo possesso della gara per la squadra di Ciceri, che va subito a cercare la punta, ossia Barzotti, e non riesce però ad agganciare il pallone. De Rinaldis preferisce l'out di sinistra, dove oggi gioca Lupinacci. Ha problemi nell'uscire dal pressing del Varese, il fallo sul 24 del Vado Ligure. Calcio di punizione conquistato da Lupinacci, che mette subito anche un po' di ossigeno nella manovra della squadra di Sesia, che stava già rischiando tanto. Credo che l'approccio del Varese sarà proprio quello di attaccare fin dall'inizio. La battuta molto ampia da questa parte cerosa
a ricevere, a mettere giù il pallone col mancino, aspettando la sovrapposizione di Lazzarini. Cercato, servito adesso, ecco il pallone dentro il campo ancora per un appoggio fuori. Cross che arriva sul secondo palo, l'ultimo tocco è proprio di Lupinacci che aspettava il pallone, se l'è trovato sulla coscia e l'ha mandato in out. Rinvio dal fondo per Taina, per il Varese che se la cava così. Una stagione spettacolare fino a questo momento da parte del Vado, 18 vittorie, 4 pareggi e solamente 3 sconfitte per una squadra che semplicemente ha perso una partita in più del Ligorna, ma il differenziale tra le prime due in classifica è semplicemente di un punto. Avremmo monitorata anche la situazione della partita del Ligorna. E poi c'è stato il pari nel derby ligure di domenica scorsa che ha rallentato un po' la corsa del Vado. Qui sbaglia Cogliati che inciampa e si trascina fuori il pallone. Rinvio dal fondo anche per Bellocci e chiaramente fa con calma. Vi dicevo del rendimento del Vado, c'è da dire anche che ha perso solamente una delle ultime 12 partite, successo a Sanremo il 4 di gennaio scorso. Intanto qui il fallo da parte di Cogliati, è andato addosso a Lazzarini, arriva Tierno per mantenere calma la situazione. Calcio di punizione per il Vado. E chiaramente dopo il 4 di gennaio, dopo la gara inaugurale del 2026, il Vado non ha fatto altri passi falsi. Qualche pareggio sì, forse di troppo, ma insomma il percorso è stato veramente importante e dovrà esserlo anche nel finale di stagione per duellare fino alla fine quantomeno con il Ligorna per il primo posto. Berbenni ha un po' di spazio per avanzare, si prende la rimessa laterale, cercava il lancio verso il movimento di Barzotti, la rimessa è sua però. Chiama palla Barzotti che però è oscurato da un paio di giocatori, gli arriva lo stesso, riesce a metterla giù ma poi la perde. Alfiero si propone Gollinelli, occhio allo scatto del 14 che sarebbe un difensore ma ci prende gusto molto spesso. Palla allontanata dalla difesa del Varese, adesso c'è Taina che chiede ai suoi di alzare un po' il baricentro per evitare quei rischi che abbiamo visto poco fa. Rosa cerca spazi a sinistra, sale Saltarelli, trova spazio anche lui, prova ad andare in avanti. Saltarelli, guarda, in verticale, sbagliato il tocco per Ciccone che si era messo lì per ricevere. Ancora Saltarelli, alimenta l'azione. Rosa, guarda dentro, c'è un po' di spazio per De Rinaldis. Alfiero si deve girare, ha problemi nel farlo adesso, ci prova e non trova la porta per questione di poco spazio, non ha trovato la porta Alfiero. Brivido per la difesa del Varese, per Taina che c'era comunque in traiettoria. Sinistro largo da parte del numero 32. Primo squillo da parte del Vado, primo squillo di Alfiero che è stato bravo nel gestire il pallone, avere la pazienza di aspettare, di trovare il modo di girarsi. Poi col mancino a giro non ha trovato il secondo palo. 5 minuti di buona intensità fino a questo momento al Franco Ossola di Varese. Saltarelli, da questa parte c'è un po' di spazio ancora per Rosa, ma preferisce ragionare la squadra di Sesia che lancia in avanti per il movimento di Ciccone. Rimessa laterale per il Vado Ligure. Ciccone
Si gira al 10, ne ha 2 addosso, chiaramente uno dei più pericolosi, qui non trova Rosa. Allora rilancio nella zona di Cogliati, arriva il colpo di testa da parte di Saltarelli che chiude molto bene. Alfiero viene fermato, c'è calcio di punizione per il Vado, quella è una posizione molto interessante. Vediamo adesso chi va a battere, perché come detto la posizione è interessante. C'è Ciccone che domenica scorsa ha segnato su calcio di rigore contro il Sestri Levante, ha segnato anche nel match di andata contro il Varese 9 reti in campionato per lui, 2 su calcio di punizione. È stato decisivo in 6 occasioni e infatti rimane solamente il 10 sul punto di battuta. Mentre Taina prepara la barriera che è formata da almeno 4 giocatori. Ecco Ciccone, conta i passi, prepara il mancino a giro. Fischia Tierno, si può andare. Parte Ciccone addosso alla barriera, non riesce nemmeno a superarla. Barzotti, se lo prende lui il calcio di punizione, fa respirare il Varese, vorrebbe anche un cartellino che però non arriva, solo richiamo verbale per Rosa. Varese che però ha l'opportunità di riordinare un po' le idee. Si prepara Bruzzone, chiaramente per un lancio lungo, a cercare sempre Barzotti, che la punizione se l'era conquistata. Cogliati, non ci arriva per questione di centimetri. Un colpo di testa di Malinverno, poi nel gioco che viene fermato, la posizione di fuorigioco. Il calcio di punizione comandato a favore del Vado. Battuta in verticale verso De Rinaldis, cerca spazio a sinistra. Alfiero finisce a terra e arriva anche il primo cartellino della gara. È arrivata l'ammonizione per Marangon, è intervenuto duramente su Alfiero che si sta prendendo questi calci di punizione, sono molto utili per la sua squadra. Ha ammonito Marangon quando sono passati 8 minuti e mezzo. E chiaramente sarà importante per il numero 2 gestire questo cartellino, perché da quella parte immagino che il Vado comincerà a spingere un po' di più. E adesso vediamo, perché mi sembra che Rosa si proponga effettivamente per questo scambio corto che arriva Lazzarini. Ciccone con il tocco di suola molto bello ancora per Lazzarini, che la deve tenere in campo. Arriva Barzotti che tiene il pallone, tutto regolare. Barzotti può lanciare ma colpisce l'arbitro, che adesso ferma tutto. Era una buona opportunità per il Varese qui con il lancio di Barzotti che ha colpito Tierno. E allora l'arbitro poi ha fermato tutto, ma c'era anche Tentoni che era pronto ad alimentare la ripartenza. Bruzzone con calma coinvolge anche Costante. Marangon, il movimento di Malinverno. Marangon cerca la verticale, trova solamente la coscia di Saltarelli, ragazzo che ha grande esperienza anche tra i professionisti, ex Bra. Saltarelli, colpo di testa ad allontanare da parte di Bondioli, poi il pallone che viene messo giù, altro contatto per vie centrali, ma si continua. Saltarelli in mezzo a 3, la recupera il Varese, la posizione è regolare di Cogliati, entra in area Cogliati, ha la soluzione, ecco il cross, la deviazione, calcio d'angolo per la squadra di Ciceri, primo giro dalla bandierina per il Varese. Chiaramente è partita da un'iniziativa di Cogliati questa azione, e l'occasione per il Varese, che adesso può andare dalla bandierina con
la qualità di Tentoni e almeno 6 saltatori. 4 che partono da lontano, 2 un po' più vicini. Ecco il pallone sul primo palo, non c'è nulla, dice Tierno. I giocatori del Varese si lamentano per una deviazione probabilmente con un braccio da parte di un difensore del Vado. Ancora calcio d'angolo, secondo corner della gara, secondo consecutivo, ma un po' di polemiche a centro area. Adesso Tierno si spiega con i giocatori del Varese, dice che non c'è nulla secondo lui. Stessa situazione di poco fa. Ecco la battuta un po' più profonda per Bruzzone, poi l'uscita a colpo di testa allontana la difesa del Vado solo per un istante, perché il possesso è ancora del Varese. Malinverno, Berbenni, crossa da sinistra questa volta, la deviazione a prolungare la traiettoria diventa buona per Lupinacci, si salva il Vado, ma sui palloni alti chiaramente il Varese ha qualcosa da dire dentro l'area, perché ai centimetri di Barzotti e soprattutto dei difensori che stavano mettendo in difficoltà la squadra di Sesia. Rimessa laterale per il Vado, si muove De Rinaldis, tocco ancora per lui, prova ad andare da solo De Rinaldis. Saltarelli che praticamente gioca da terzino perché sta dando una grande mano anche ai centrocampisti. Pallone che si perde in out, rimessa per il Varese questa volta. La prima chance di Cogliati e poi un paio di situazioni dentro l'area, sicuramente di pericolo per la difesa rosso-blu del Vado, e adesso a questo calcio di punizione. Tocco corto questa volta per Gullinelli. Lazzarini dà uno sguardo in avanti, preferisce andare da solo, va Lazzarini, Cogliati lo ferma senza fallo, con grande esperienza, se lo prende lui il fallo, è una cosa molto utile. Il numero 11 permette ai suoi di respirare un po' in una situazione abbastanza complessa. Anche lui segnò nel match di andata. Fino a questo momento Pietro Cogliati ha colpito praticamente solo squadre liguri, perché ha segnato con l'Imperia all'esordio, poi appunto contro il Vado e poi in serie anche con Sanremese e Varazze. 4 reti in campionato, anche 2 assist per un giocatore di grande qualità e assoluta affidabilità. Là davanti, classe 92. Il lancio per Barzotti, colpo di testa alla sponda per il destro, tentato da Tentoni, poi Barzotti si disinteressa del pallone perché era in posizione di fuorigioco. Un'altra grande occasione per il Varese, il colpo di testa di Bruzzone. Pallone messo giù, qui è uscita, non è riuscito a tenerla in campo Palesi. Rimessa per il Vado, i palloni alti, come dicevamo poco fa con la stazza di Barzotti, possono essere un problema per la difesa del Vado. Gullinelli per Rosa, che vorrebbe restituire il pallone, la rimessa però è del Varese perché l'ultimo tocco è stato proprio del numero 97 del Vado. Berbenni batte all'indietro, Bruzzone calcia ancora lontano, questa volta è molto complicato arrivarci anche per Cogliati, che probabilmente era anche in una posizione un po' pericolosa. Barzotti va a lottare con gli avversari, in particolar modo con Bondioli. Bruzzone cerca l'anticipo, ci arriva Alfiero, ma il pallone è ancora del Varese. Colpo di testa ad allontanare. Gullinelli usa il fisico, riesce ad aprire a destra su Rosa. Lazzarini si appoggia su Bellocci, spazio a sinistra per Lupinacci. Il tacco di De Rinaldis è una grande idea, finisce giù Gullinelli, e attenzione perché arriva un altro giallo, questa volta per Malinverno.
Attenzione da quella parte perché sono ammoniti sia Marangon che Malinverno, la catena di destra e anche la mezzala di destra del Varese comincia a scottare un po'. Golinelli si è conquistato un ottimo calcio di punizione, si è rialzato, adesso riceve il pallone. Spazio ancora a sinistra, Lupinacci per Arras che entra solamente adesso dopo più di un quarto d'ora nei radar di questa partita. Bondioli prova il lancio sempre su Arras che riesce a stoppare ma non riesce a intendersi con Lupinacci. Rimessa Varese. A 12 reti, 6 nelle ultime 3 partite per Davide Arras. Aveva segnato 4 gol contro il Saluzzo, poi una doppietta contro il Club Milano, si è fermato solamente contro il Sestri, ma insomma sono 13 in tutto, anche con la rete segnata in Coppa per l'ex attaccante della Pro Palazzolo. Eccolo Arras in pressing, pallone che rimbalza pericolosamente. De Rinaldis commette fallo e regala una punizione al Varese. Se ne occupa Taina con molta calma. Portiere classe 2007, 19 anni per questo ragazzo preso a gennaio a Senigallia, cresciuto nel Parma. Barzotti mette giù il pallone che passa ma poi si perde in out. Rinvio dal fondo per il Vado. Non era male l'inserimento di Malinverno, è tornato in campo contro la Nova Romentin dopo aver saltato la sfida con il Ligorna per squalifica, numero 4 del Varese. È la quarta stagione per lui nella squadra della sua città. Ha segnato un gol in campionato contro il Dertona. Spazio ancora a destra per Rosa, che riceve Gulinelli di prima, a cercare Alfiero. Bruzzone non se la sente di rischiare, mette il pallone in fallo laterale. Se ne occupa Lazzarini, arriva Ciccone e c'è anche Rosa per ricevere Batterosa. Si muove De Rinaldis, poi Lazzarini, viene fermato tutto, però sfuma così la chance per il Vado, che è una buona opportunità da fallo laterale. Possesso che sarà adesso del Varese. Ancora Taina che lascia la battuta di questo fallo laterale a Berbenni. Arriva Lazzarini, grande anticipo quello del numero 17. Gullinelli anticipato invece da Cogliati. Rischia tanto qui nello stop Palesi. E poi Bruzzone. Avanza lui, Cogliati, Bruzzone. Finito a terra Cogliati. Bruzzone però la tiene. Finisce a terra anche lui, il fallo di Federico Gullinelli, che dice di no, è andato a usare le maniere forti sul numero 6. Ancora una volta si è spinto in avanti il 5 con Gullinelli, l'avete visto. Sono già chiariti i due. Un calcio di punizione interessante questo per il Varese, che ha la possibilità di mettere un pallone a centro area, quantomeno al limite. Vediamo chi batte. C'è Palesi che era già partito, adesso riprende la rincorsa. Non batte lui, arriva il pallone dentro l'area, colpo di testa, esce Bellocci
sull'incornata di Costante, ma era tutto fermo. E calcio di punizione per il Vado. Siamo praticamente a metà del primo tempo, 0-0 tra Varese e Vado. Per ora la situazione non si è ancora sbloccata nemmeno sul campo del Licorna, che sta giocando in questo pomeriggio con il Gozzano. 0-0 anche lì, situazione invariata. Le prime due posizioni della classifica del girone A, per la verità. C'è un'unica partita in cui il risultato si è sbloccato, ossia quella tra Biellese e Dertona, avanti la Biellese 1-0. Arriva il cross dentro l'area, allontana Costante, poi c'è la sponda, vediamo se c'è spazio per una ripartenza. Rosa intuisce tutto e torna da Bellocci. Vi dicevo, giornata che è cominciata ieri per quanto riguarda questo girone, il girone A, con il pareggio in un altro derby ligure tra Sestri Levante e Lavagnese 1-1. Ne approfitto anche per ricordarvi un po' di appuntamenti. Attenzione, ne parliamo dopo perché parte Cogliati, il pallone che rimane lì, grande malinteso tra Bondioli e Bellocci, se la cava il Vado. Che rischio per la difesa di Sesia con Cogliati che era in agguato. C'è un attimo di pausa, Cogliati ha provato subito a sfruttare questa chance, poi in qualche modo Bondioli se l'è cavata. Varese molto pericoloso ancora con il numero 11. Il tocco di tacco da parte di Palesi, occhio a Rosa che deve gestire questo pallone nella sua area di rigore, la calcia via. Arras commette fallo, batte subito il Varese. Bruzzone, Palesi che coinvolge Berbenni, finisce a terra. Altro calcio di punizione per il Varese, anche questo è molto interessante da sinistra. Vi dicevo poco fa, il prossimo weekend c'è la finale di ritorno di Coppa Italia Serie D, Ancona Pistoiese. Si riparte dal 2-0 in favore della Pistoiese nel match di andata, sempre su Vivo Azzurro TV, alle 20 sabato 7 marzo. E poi chiaramente la Serie D torna il weekend del 15 di marzo per dare prima spazio alla rappresentativa di Giuliano Giannichedda, impegnata alla Viareggio Cup. Si torna il 15 di marzo con Teramo Ostiamare. Minuto 25, calcio di punizione per il Varese che manda su i saltatori. La battuta di Tentoni, molto profonda, poi lo spazio per Palesi che ci prova col destro, non trova la porta, si dispera il numero 7, perché questa era una grande occasione, non c'è stata deviazione, rinvio dal fondo per il Vado che ancora una volta se la cava. Grande chance per Palesi, negli ultimi minuti è salito in cattedra, ha trovato sicuramente più spazio l'ex San Giuliano. 25esima presenza per lui, lo scorso anno segnò 4 gol in campionato, anche uno in Coppa. Ha giocato molto in Serie D Luca Palesi, con le maglie di Olbia, Monza, Ancona e anche quella della Pro Patria. E ha avuto una grande occasione poco meno di un minuto fa. Lupinacci sbaglia questo rilancio, allontana comunque il pallone in una zona pericolosa, rimessa per la squadra di Ciceri. Tentoni, lancio complicato nella zona di Cogliati, ma è buona proprio per il numero 11. Tentoni lascia lì per Barzotti e perde l'attimo cercando di saltare Gulinelli. E adesso se la prende il 14
Del Vado che prova a lanciare su Arras, anticipato dall'intervento di Marangon, rimessa laterale per il Vado, grande intensità fino adesso al Franco Ossola, sono passati 25 minuti, quasi 26, però il ritmo è veramente molto buono. Lazzarini gira tutto Ciccone e trova Saltarelli. Avanza Saltarelli, Arras parte largo da lontano, Saltarelli ancora, finta, poi appoggia per Arras che prova un cross verso Alfiero che cerca di girarsi, Berbenni deve allontanare, però regala il pallone a Rosa che la colpisce con il braccio, l'avambraccio, dice Tierno, e fallo di Rosa e punizione per il Varese. Anche qui ha rischiato moltissimo il Varese con questo disimpegno complicato. C'era Rosa che era pronto a calciare verso la porta. Per fortuna della squadra di Ciceri ha colpito il pallone con il braccio. Punizione affidata a Taina. Di testa Bondioli. Arriva Alfiero, mezzo a tre. Riesce a tenerla e poi si prende la rimessa laterale. Batte Lazzarini. Non trova compagni però. Rosa. La rimessa è del Varese. Non c'era nessuno in quella zona. Si è perso il pallone colpito dal ragazzo in prestito dal Vicenza. Parte Barzotti, pallone troppo lungo per il numero 9 del Varese. A secco da più di un mese Matteo Barzotti, rimane comunque a -1 rispetto alle 9 reti segnate lo scorso anno, quest'anno 8, fino a questo momento 22esima presenza per lui. Cogliati si è allargato, prova un cross che arriva a centro area, arriva anche Lazzarini in anticipo e il Vado prova a uscire. Calcio di punizione, fallo su Lupinacci. È momento di pausa necessaria per la squadra di Sesia. Saltarelli si occupa della punizione. Bondioli, Lazzarini, Rosa. Di prima prova a girare verso Arras che con grande esperienza serve Alfiero. Fermato Alfiero dall'intervento di Bruzzone, rimessa laterale per il Vado che torna a vedere un po' la connessione tra Arras e Alfiero, che adesso cade a terra. Bruzzone trova Barzotti. Rimpallo che favorisce ancora Bruzzone, altro possesso varese. Con calma De Ponti. Spazio a destra per Cogliati, questa volta è fuori gioco. Manca il gol da un po' anche a Pietro Cogliati, non segna da novembre. Insomma, c'è bisogno per gli attaccanti del Varese di ritrovare un po' di feeling con la porta. L'occasione più grande fino a questo momento ce l'ha avuta sì anche Cogliati, ma soprattutto Palesi, calciando dal limite dell'area. La rimessa è del Varese. Allora Arras restituisce il pallone, va a battere Marangon, uno dei due ammoniti di questa gara. Ammonito anche Malinverno, sempre nel Varese. Scambiano proprio il 2 e il 4. Gollinelli recupera. Ciccone.
il tocco all'indietro per Saltarelli. Ciccone non riesce a far passare il pallone, anche perché è uscito. Rimessa ancora per il Varese, che batte questa volta all'indietro. Costante. De Ponti che torna in cabina di regia. Lancio per Barzotti, si stava muovendo anche Palesi. E adesso il Vado deve uscire da quella zona di campo. Alfiero di prima apre e trova compagni. Rosa. Cambia lato, Lupinacci. Sale Saltarelli. Adesso va Lupinacci che vede Arras. C'è anche Alfiero per vie centrali, servito. Arras che trova la rimessa laterale. Voleva il tocco di prima verso Lupinacci. Non si è chiuso il triangolo tra i due. Alfiero per Arras. Anzi, per Ciccone. Di testa Bondioli. La rialza De Rinaldis. E poi è buona per Luca Palesi. Con calma Tentoni, attenzione perché c'è Arras a terra. Allora Alfiero chiede di fermare tutto. Arras ha un problema che sembra abbastanza importante. Arriva anche Tierno, ma c'è bisogno dell'ingresso in campo dei medici del Vado perché Arras si è fatto male. Minuto 33, si rialza Arras, ma ha qualche problema. Arriva anche il suo compagno d'attacco, Alfiero. Sembra farcela almeno per il momento. Adesso vediamo se riuscirà a proseguire Arras, a capire anche l'entità del problema. Per il numero 7 del Vado. Un problema alla spalla destra per Arras. Che adesso esce dal campo. Adesso vediamo se ci sarà bisogno del cambio. Penso proprio di sì. Insomma, cerca per un po' di stretching Arras. Almeno momentaneamente esce dal terreno di gioco. Un problema alla spalla. Vado in 10 per qualche istante. Arras rientra adesso, ce la fa, prova a stringere i denti almeno per il finale di questo primo tempo. Mancano poco più di una decina di minuti al termine della prima frazione. Siamo al 35esimo, il possesso è del Varese. Sarà calcio d'angolo, corner numero 3 la squadra di Ciceri. Si prepara Tentoni, c'è Cogliati sul secondo palo, c'è Palesi fuori dall'area e tutti i saltatori dentro. Ecco il pallone che arriva per Bruzzone, Costante. Rimette ancora al centro, doppia deviazione. Vediamo di chi è l'ultimo tocco di un giocatore del Vado. Altro corner alla parte opposta per il Varese. Quarto calcio d'angolo, scambio corto questa volta. Berbenni ne trova un altro, il terzo consecutivo. Siamo a 5 per il Varese. Attenzione come sempre ai calci piazzati e soprattutto ai palloni alti dentro l'area. Ci sono i saltatori del
Varese e anche quelli del Vado per costruire il castello difensivo della squadra di Sesia. Ecco la battuta, profonda sul secondo palo, Cogliati la mette giù, si appoggia su Palesi che prova ancora a calciare, questa volta non scende il pallone, prende male la mira Palesi. Altra soluzione da fuori provata dal numero 7 sull'appoggio di Cogliati. Dopo la battuta profonda dell'ultimo calcio d'angolo. Lupinacci. Tocco di ritorno di De Rinaldis. È partito Arras che si trova il pallone un po' dietro di sé, ma lo controlla lo stesso. Ciccone. Pallone complicato questo, riesce comunque a gestirlo De Rinaldis. Arras si è ripreso dopo il problema alla spalla. Arriva Saltarelli. Non riesce a superare un paio di giocatori del Varese. Rimessa laterale che è sua. De Rinaldis perde un pallone pericoloso qui. Barzotti. Altra rimessa per il Vado. Batte Saltarelli. Arrivato dalla Pro Palazzolo. Il numero 5 finisce a terra, adesso conquista un calcio di punizione utile in questa fase. Ancora a terra Mirko Saltarelli, ex Albino Leffe Bra. Scorso anno, come detto, giocava a Palazzolo. 17ª presenza per il numero 5 del Vado, che si è rialzato. Vanno dentro i saltatori. E allora è tutto pronto per il pallone verso l'area di rigore. C'è Saltarelli che è al limite. Arriva anche Gulinelli, sono i più alti del Vado. E chiaramente gli attaccanti. C'è anche Lupinacci per la battuta, ma non va lui. Ecco il cross, molto profondo anche qui. Esce Taina e poi Gulinelli. Alimenta l'azione. Rosa prova un cross difficile, riceve Ciccone, allarga per Gulinelli dal fondo, il cross dentro, non c'è nessuno a prendere il pallone. Cogliati recupera subito De Rinaldis. Varese che adesso non riesce a uscire, ma riparte addirittura da Bellocci. Il Vado perde forse la chance di continuare a spingere. Bellocci insiste da quella parte. De Rinaldis controlla, tiene giù il pallone. Lupinacci a cercare Arras, palla complicata, infatti superato il numero 7. Ecco Arras, prova a lanciarsi, il contatto con il suo avversario, non c'è nulla. Secondo Tierno, terra Arras. Si rialza adesso, ma forse ancora qualche problema per il numero 7. E allora gioco fermo. Era una buona chance al 40esimo per Davide Arras, che aveva capito di avere spazio davanti a sé, stava per saltare il suo avversario. Non è stato fischiato il calcio di punizione. Un po' di aggiornamenti dagli altri campi, sempre 0-0 per quanto riguarda il match del Ligorna, sempre a +1 sul Vado, 60 e 59. Situazione che si è sbloccata invece su altri campi. Valenzana in vantaggio per 2-0 sul campo del Club Milano, avanti anche l'Imperia 1-0. De Rinaldis aggira il pericolo, trova spazio, finisce a terra, tutto regolare anche in questo caso, deve allontanare la difesa del Varese di testa. Barzotti prolunga e basta. Ancora Barzotti cerca di rimanere in piedi. Cogliati
prova ad impegnarsi, ma è in netto anticipo Bondioli, che si appoggia su Bellocci. Di testa De Ponti, praticamente regala il pallone a Rosa, parte Alfiero, si gira Alfiero, lo spazio per ragionare, ma in realtà ci sono pochi compagni, allora chiama la salita di Lupinacci. Lupinacci che punta Malinverno con il cross morbido verso Alfiero, superato dal pallone, non riesce a prenderla l'attaccante del Vado. Rimessa di Lazzarini. Gulinelli prova a spingere un po' in questo finale di primo tempo la squadra di Sesia, che però se la prende con i suoi per la gestione di questo pallone. E Lazzarini infatti chiede calma anche al suo mister, che non ha gradito la gestione del pallone. Sale Bondioli, rischia tantissimo, perde il pallone il capitano del Vado, arriva Ciccone, ma ci sono un paio di uomini a terra, De Ponti e Bondioli, e allora Tierno ferma tutto. Ancora a terra Bondioli, De Ponti sembra recuperare dallo scontro precedente. Ha rischiato tantissimo il capitano del Vado perché si è allungato un pallone molto pericoloso, avrebbe dovuto giocarla subito appena si era aperto lo spazio. Si rialza De Ponti, giocate tutte in campionato perdendo solamente pochi minuti questo ragazzo di 20 anni, classe 2005. In passato è passato dal Fiorenzuola e dall'Alessandria. Si rialza anche Bondioli, tutto ok anche per il capitano del Vado. Calcio di punizione per il Varese. Bruzzone lascia la battuta a Taina. Nel frattempo intervallo il match tra Ligorna e Gozzano, finito 0-0 il primo tempo, 0-0 anche qui. Questo lancio che non arriva nella zona di Tentoni, deve allontanare Rosa, che forse si complica anche un po' la vita. Colpo di testa sempre a cercare Tentoni, sempre Rosa, arriva in anticipo Gulinelli ai centimetri per allontanare questo pallone. Rosa, pallone uscito, rimessa laterale per il Varese. Si accende anche un po' di sole in questo pomeriggio molto coperto qui a Masnago. Berbenni cambia tutto, Tentoni praticamente restituisce il pallone agli avversari. Saltarelli, avanza lui, Gulinelli, Rosa. Dentro al campo c'è un po' di spazio per De Rinaldis, che aspetta la sovrapposizione interna di Rosa, ma preferisce insistere da questa parte. Lazzarini, Ciccone, altro cambio di lato, da quella parte c'è Saltarelli. Il triangolo con Ciccone, palla di ritorno ancora di tacco, cross dentro per Alfiero, che non riesce a colpire. In anticipato ancora il numero 32, cercato sicuramente di più negli ultimi minuti dai suoi compagni di squadra. Ciccone sbaglia qui a girarsi, commette fallo e calcio di punizione. Calcio di punizione per il Varese quando siamo già oltre il 45esimo. Uno di recupero. Un ultimo giro di lancette e poi sarà intervallo. C'è questo calcio di punizione interessante per il Varese. Ecco la battuta. Dentro l'area, colpo di testa ancora di Costante questa volta.
molto fuori misura. Rinvio per Bellocci, immagino che sarà uno degli ultimi highlights di questa prima frazione. Pronto al rinvio il portiere del Vado. Primo tempo che sta per chiudersi sul risultato di 0-0. Ci sono state alcune chance importanti, ma finisce qua la prima frazione 0-0 tra Varese e Vado. Come vi dicevo, chance importanti da una parte e dall'altra, ma nessuno è riuscito a trovare il gol del vantaggio. Stessa situazione tra Ligorna e Gozzano, quindi per il momento nella classifica del girone A di Serie D la situazione in vetta rimane invariata, con il Ligorna a quota 60 virtualmente, ovviamente, e il Vado a quota 59 che segue a -1. Squadre che rientrano negli spogliatoi. Allora ci prendiamo una pausa, ci fermiamo e poi torniamo fra poco per il racconto del secondo tempo di Varese Vado.
Con Alessio Battaglino, direttore sportivo del Varese. Partiamo innanzitutto, direttore, dalla soddisfazione. Di nuovo live da Varese, siamo pronti per il secondo tempo di Varese Vado. Si ripartirà fra poco dallo 0-0 dei primi 45 minuti. Primo possesso della ripresa che sarà del Vado, non ci sono cambi. In questo momento rientra anche Barzotti, attaccante del Varese, che nel primo tempo ha cercato di utilizzare un po' il fisico, di utilizzare un po' questo per aprire gli spazi davanti. Una grande occasione ce l'ha avuta sicuramente Cogliati e una grande chance anche per Palesi. Si ricomincia. Subito un lancio a cercare il movimento di Rosa, che però si è fermato. Era interessante questo lancio, anche se molto complicato, anche perché Berbeni era stato superato. La rimessa però è sua. Si muove da quelle parti Arras, che a metà del primo tempo ha avuto un problema alla spalla, ma ha recuperato. Come recupera il pallone il Vado, De Rinaldis riesce ad allargare, Lupinacci nel punto un paio, riesce a passare Lupinacci dentro, Arras guarda la porta e non la trova. C'è stata la deviazione, la più grande occasione della partita ce l'ha avuta Arras sul destro. Corner per il Vado, che ricomincia nella maniera migliore possibile, anche se non ha trovato il gol dell'1-0. Primo corner della ripresa per la squadra di Sesia, con Ciccone sul punto di battuta. Batte Ciccone dentro l'area, la deviazione e poi ancora un'altra grandissima chance per il Vado, questa volta Alfiero. Ha mancato l'appuntamento con l'1-0. In un paio di minuti 2 occasioni da gol nitidissime, ma anche di più. Clamorose per il Vado, che è andato vicino al gol del vantaggio, prima con Arras e poi con Alfiero. Varese che in qualche modo, anche con un po' di fortuna, riesce a mantenere lo 0-0. Rischia qui Malinverno, riesce a recuperare il pallone che gli era sfuggito, era inciampato, si prende anche gli applausi perché è stato bravo a rimanere lucido. Il lancio su Palesi, prova a dar fastidio Rosa, colpisce il pallone fuori, la rimessa è del Varese. Dentro l'area c'è Tentoni, trova spazio per Cogliati che si appoggia, Palesi col destro, stringe troppo, la sua conclusione non va molto lontano dal primo palo, anche se Bellocci era in controllo. Lupinacci, abbiamo detto dell'intensità soprattutto della prima parte del primo tempo, direi che il secondo è cominciato con ancora più ritmo e Arras prova a passare, supera De Ponti, si gira Alfiero che prova una giocata a memoria, ma Rosa era da tutt'altra parte. Lazzarini,
regolare il suo intervento. Si appoggia al limite a Ciccone che prova a calciare col mancino, murato sul nascere. Lupinacci insiste da sinistra, il vado De Rinaldis, morbido in area, non trova ancora una volta Rosa, anticipato Cogliati. Rosa che recupera e commette fallo poi su Palesi. Batte subito il Varese. Barzotti trova Cogliati nello spazio tra le linee l'11. Ecco il cross da sinistra verso Barzotti. Palesi si aggiusta il pallone, vuole andare sul destro, va col mancino, trova il palo, poi non arriva. La ribattuta in porta e il Varese si divora il gol dell'1-0. A proposito di chance, ne ha avuta una altro che clamorosa la squadra di Ciceri. Prima con Palesi e poi con Malinverno. Dopo il palo di Palesi. Non è riuscito a trovare il pallone. Era praticamente un rigore al volo. Molto divertente adesso. Colpo di testa di Costante. La rimessa del Vado. Sesia conserva il pallone per i suoi giocatori. De Rinaldis riceve da Gulinelli. Alza il pallone verso Alfiero. Troppo complicata questa traiettoria per l'attaccante del Vado. Con calma Taina. Va lungo verso Tentoni che non ci arriva. Rosa. In verticale l'intervento di Berbenni. Vediamo se diventa buona per Tentoni, anticipato ancora, qui sbaglia però Gulinelli. E allora Cogliati, lancia Barzotti, palla troppo lunga per il centravanti del Varese. Si salva il Vado e ha sentito un brivido lunghissimo sul palo di Palesi e sulla chance non sfruttata da Malinverno che adesso colpisce Ciccone. Palla che in qualche modo diventa buona per Barzotti. Barzotti aspetta Cogliati, prova anche a calciare il pallone che scende con un istante di ritardo e finisce sull'esterno della rete. Barzotti adesso ha qualcosa da dire a Saltarelli e tra l'altro reagisce. Scintille tra i due. Ma pochi istanti prima la grandissima occasione per Matteo Barzotti. Cross che è diventato un tiro. Si è spento sull'esterno della rete, mettendo comunque in difficoltà Bellocci. Gioco fermo adesso. Dopo le schermaglie tra Barzotti e Saltarelli che si chiariscono in qualche modo, aiutati anche dal direttore di gara. Ritorna al sereno, almeno per il momento, tra i due. Si può continuare. Adesso Bellocci avvicina a sé un paio di compagni. Va per lo scambio corto con Saltarelli. Lupinacci aumenta un po' di ritmo. De Rinaldis rientra nel campo, finisce a terra, tutto regolare. L'intervento di Marangon, deve anche fare attenzione ai cartellini. Cogliati dal limite, punta Lazzarini, trova la deviazione, calcio d'angolo, il primo nella ripresa anche per il Varese. Sono 6 calci d'angolo per la squadra di Ciceri. Va dalla bandierina di sinistra, arriva Malinverno con Berbenni. Cogliati sempre sul secondo palo e poi altri 6 a saltare. Tutto il Vado a protezione della porta.
Ecco che arriva la battuta a mezza altezza, facile per i difensori del Vado. Attenzione qui all'errore. Arras stava per sfruttare. Arriva la chiusura tempestiva di Palesi, che evita pericoli, ma un momento d'apprensione, di tensione c'è stato. Lancio per Alfiero. Non trova il pallone il 32 del Vado. Cogliati può aprire. Ancora Cogliati, si lancia nello spazio. Deve girarsi l'11 del Varese e poi finisce a terra, ma il pallone probabilmente è anche uscito. Possesso per il Vado. Rimessa laterale che va battuta un po' più indietro. Rosa provava ad approfittare della distrazione dell'arbitro, ma ha guadagnato solo qualche metro in più. Lazzarini batte sulla testa e il pallone che arriva ad Arras in mezzo a due. Prova ad andare Arras, appoggia all'indietro, cerca spazio Ciccone che arriva sul fondo, prova a superare Berbenni che resiste, il pallone è uscito. Si lamenta Berbenni, ma sarà calcio d'angolo per il Vado. Si avvicina al punto di battuta e si prende il pallone De Rinaldis. Ferma tutto però Tierno, perché sono un po' di scintille dentro l'area. E allora è giusto riportare un po' di calma quando siamo arrivati al 56esimo. Ho superato la metà del minuto 56. Situazione ancora ferma sullo 0-0 qui a Masnago. Si può battere. Parte De Rinaldis sul primo palo. Occhio ad Arras che riceve fuori dall'area, ricrossa dentro ma non trova nessuno. Pallone che si spegne sul fondo. Era una buona chance per il Vado in questa occasione. Adesso arriva un richiamo anche per Ciceri. Nell'intervista prepartita nei giorni scorsi ha detto: avrei preferito affrontare una squadra meno complessa di questa, riferendosi al Vado. Ma Ciceri comunque ha detto che bisognerà essere capaci di prendere quello che loro lasceranno dentro la partita. Ha parlato proprio dei momenti, delle briciole che può lasciare il Vado dentro a questa gara, e fino a questo momento le occasioni non si può dire che non ci siano state, ma l'ultima che abbiamo visto pochi minuti fa non è stata decisamente sfruttata da Malinverno, che non ha trovato il pallone dopo il palo di Palesi. Insiste ancora il Vado, qui sbaglia Gulinelli, poi commette fallo, occhio anche ai cartellini. Lo vorrebbero i giocatori del Varese per Federico Gulinelli, che però se la cava così. Era rimasto fuori con il Sestri per squalifica, per somma d'ammonizioni. È tornato Gulinelli, occhio intanto a Saltarelli che ripulisce la zona per un istante, perché poi pasticcia un po' Lupinacci. Arriva il cross molto lungo per tutti, va a recuperare il pallone Palesi, dentro per Tentoni che ha spazio per calciare addosso all'avversario, e poi Alfiero sbaglia, calcio di punizione per il Varese. Questa è una grande occasione per il Varese, da una buona mattonella per pensare anche di andare direttamente verso la porta. E infatti si avvicina Palesi, pronto con il destro, colpito un palo poco fa, il numero 7 biancorosso. Sono altri due giocatori pronti per la battuta. Malinverno rimane l'ultimo uomo e poi dentro tutti i saltatori eventuali.
Si rialza Berbenni, pronto a partire Palesi. Barriera folta per Bellocci, si allontana anche Tentoni. Allora Berbenni con il sinistro oppure Palesi, probabilmente andrà lui con il destro, il coccodrillo di Lazzarini. E almeno 4 uomini in barriera. Si può andare, parte Palesi, il pallone che gira troppo accanto al palo della porta di Bellocci. 60esimo in corso, 0-0 qui, 0-0 anche tra Ligorna e Gozzano. Situazione che rimane cristallizzata in vetta alla classifica del girone A. Berbenni, vediamo se regolare la posizione di Barzotti, fuori gioco. Dice di no Barzotti, ma insomma era partito con un istante d'anticipo evidentemente. Era buono comunque il movimento da parte del numero 9. Lupinacci alza la sfera cercando il movimento di De Rinaldis, che rischia tanto, poi Gulinelli la riprende, finisce a terra Alfiero, tutto regolare. Bruzzone lancia di qua, c'è Barzotti che questa volta è in posizione regolare. Barzotti entra in area, Barzotti sterza ancora, appoggia e poi l'intervento di Gulinelli che salva il Vado. C'erano 2 giocatori del Varese pronti a colpire, è arrivato Gulinelli che ha fatto la cosa più importante per la sua squadra, ossia allontanare il pallone. Lupinacci ha spazio adesso a destra al Vado. Rosa, la sovrapposizione di Lazzarini. Rosa torna da questa parte. De Rinaldis si appoggia. Ciccone guarda la porta e calcia molto alto. Si rialza Palesi, è rimasto a terra dopo l'ultima azione. Ha provato Ciccone, non è stato preciso in questo caso. Vado che oggi non ha ancora segnato, si presentava questa partita con il secondo miglior attacco del campionato con 48 reti segnate in 25 gare. Solamente il Ligorna ha toccato quota 50, una media esatta di un paio di gol a partita. Ma insomma le fortune fino adesso della squadra di Sesia non riguardano strettamente solamente l'attacco, ma anche la difesa, perché il Vado è arrivato qui con la miglior difesa del girone A di Serie D, sole 16 reti incassate, e oggi sta affrontando, anche se non si direbbe perché siamo 0-0, una delle peggiori difese, quella del Varese, che di gol ne ha subiti 35. Rimessa laterale per il Varese. Arriva l'intervento di Bondioli, altra rimessa sempre biancorossa dopo il colpo di testa del capitano del Vado. Terza titolare per Andrea Bondioli, un gol in campionato contro la Nova Romentin, seconda stagione per lui a Vado. Scorso anno giocò solamente 4 partite, ex Fiorenzuola e Legnago Salus. De Ponti cerca la giocata di prima dentro l'area, non trova nessuno. Saltarelli cambia lato, c'è Rosa come sempre, gode di molto spazio da quella parte. Parte Ciccone, fermato con i tempi giusti da Berbenni, rimessa comunque del Vado.
Riparte da dietro Bondioli. Sono pronti 3 cambi per il Vado. Sta per entrare anche Vita. Non solo lui, perché fra poco entreranno in campo Raffini e anche Alluci. Attenzione ad Alfiero, dentro l'area, Alfiero prova a sterzare, non riesce a tenere il pallone sul suo piede destro. C'è il calcio d'angolo per la squadra di Sesia. Eccoli i cambi. Raffini che entra al posto di Arras. Un attaccante per un attaccante. Questo è il primo cambio di Sesia. Arras che evidentemente dopo 64 minuti non ne ha più. Entra anche Alluci al posto di De Rinaldis. E l'ultimo cambio è Vita per Bondioli. Dentro dunque anche Diego Vita, ultima presenza il 30 novembre contro la Lavagnese, poi diversi problemi per la pubalgia. L'anno scorso fece 24 reti complessive, quest'anno solamente un gol in campionato in classe 93. Calcio d'angolo per il Vado. Scambio corto, pallone di ritorno e poi Lupinacci. Spazio per controllare. Va di prima, quantomeno cerca di andare dentro l'area, recupera proprio lui il pallone. Attenzione, qui sbaglia il retropassaggio per Rosa. E allora Cogliati sterza 2 volte, finisce a terra. Calcio di punizione e giallo subito per Alluci. Errore molto grave quello del Vado in disimpegno. Il Varese che stava ripartendo con Cogliati, che evidentemente non ha avuto lo scatto migliore della sua partita, anche perché ha speso molto anche lui. Aveva una soluzione, ma ha preferito andare da solo e conquistare questo calcio di punizione, che è un po' come quello di prima. Forse siamo leggermente più lontani, ma la situazione è praticamente la stessa e c'è sempre Palesi sul punto di battuta. Rimangono in 3, c'è anche Tentoni, c'è anche Berbenni. Parte questa volta Tentoni! E il pallone questa volta scende, velenoso, infila Bellocci, 1-0 del Varese, super gol da calcio di punizione di Tentoni. Ha segnato con noi, con il numero 10, Il gol di Tommaso Tentoni e porta avanti il Varese al minuto 68. Sblocca una partita complessa, anche semplicemente per il valore dell'avversario, con una deviato, ma comunque molto bello esteticamente. E 1-0 per il Varese, settimo gol in campionato per Tommaso Tentoni, ha segnato nell'ultima in casa contro il Ligorna. Si ripete con un'altra Ligure. Ha decisamente cambiato marcia nel 2026, visto che aveva segnato solamente un gol nella prima parte di campionato, poi con il nuovo anno ne aveva fatti altri 5, ora diventano 6. Era un ragazzo che ha trovato il suo posto in campo. Occhio alla conclusione qui da parte di Alluci, che dopo aver provocato il calcio di punizione prova a riscattarsi. La presa di Taina. Superato Gulinelli dal pallone rilanciato dal portiere del Varese.
e poi Barzotti la rialza, arriva il pressing di Tommaso Tentoni, palla che si spegne sul fondo. Con calma adesso Lazzarini, il Vado ha bisogno di riordinare le idee, colpo di testa in verticale per Alfiero, che ci prova col destro, non trova l'incrocio giusto. Ottima anche la sponda da parte di Raffini. Buona occasione per il Vado, ha provato subito a pareggiare i conti. Siamo già al 70°. Ma chiaramente questo vuol dire che, almeno per il momento, con il risultato che sta maturando sul campo del Ligorna, che sta ancora facendo 0-0, il Ligorna sarebbe virtualmente a +2 sul Vado. Ma direi che è ancora molto lunga, mancano poco più di 20 minuti più eventuale recupero qui al Franco Ossola. Il Varese in vantaggio con la rete di Tentoni. Il Vado prova a reagire, Raffini finisce a terra e si prende il calcio di punizione. Ha segnato nell'ultima trasferta contro il Club Milano Simone Raffini, il suo 11° gol in campionato, attualmente a -3 dai 14 dello scorso anno. 11 reti, come detto, questa è la sua 25ª presenza. Punizione per il Vado per vie centrali, interessante il pallone dentro l'area, Barzotti libera. Il Varese prova quantomeno ad allontanare il pericolo. Altro lancio, questa volta però non c'è nessuno nemmeno per pensare di poter ricevere. Taina con calma fa riposizionare i suoi. Lazzarini mette giù il pallone, che poi passa Raffini. Il tocco da parte di Raffini ancora. Con l'aiuto di Vita è riuscito a tenere in vita questo pallone. Parte Rosa, prova ad andare via, non riesce questa volta a saltare l'avversario. Varese che deve tenere questo pallone con Palesi, finisce a terra Cogliati. Calcio di punizione. Momento anche per riprendere un po' di fiato dopo minuti incandescenti. Batte però direttamente verso la porta. Sicura la presa di Bellocci, che si era allontanato per un attimo. È stato vigile in questo caso. È andato subito a prendere il pallone, rischia tanto qui adesso il Vado. Fare attenzione a questi palloni da gestire con i difensori, che finora non ha gestito alla perfezione, anche perché il calcio di punizione che poi ha portato al gol di Tentoni è nato proprio da un disimpegno sbagliato dei difensori del Vado. Batte Taina, va a cercare Barzotti, di testa trova Palesi che era in fuorigioco. Logicamente oggi per il Varese portare a casa un risultato positivo contro la seconda in classifica sarebbe oro in questo momento particolarmente difficile. Darebbe una grande iniezione di fiducia alla squadra di Ciceri per il finale di stagione, con l'obiettivo dei playoff. Gullinelli, Berbenni, tocca il pallone, era partito non solo Barzotti ma anche Cogliati, entrambi molto lontani dal pallone.
vi dicevo, sarebbe molto importante una vittoria oggi per il Varese. 2026 molto difficile, anche se di fatto in campionato poi ha perso solamente una posizione, perché al termine del 2025 era quinto, adesso è sesto. Però il rendimento è stato abbastanza deludente fino a questo momento, solamente 2 vittorie su 8 gare disputate, poi 3 pareggi e anche 3 sconfitte che pesano, solamente 9 punti. Qui non si intendono Tentoni e Cogliati, era una buona chance per il Varese, e nell'anno solare sarebbe decimo, molto lontano dai playoff. Altro errore in uscita del Vado, arriva il cross, sempre a mezza altezza, questa volta Palesi viene anticipato. Applausi comunque per la squadra di Ciceri, che sta dimostrando di aver cambiato passo in questa partita e soprattutto di avere qualità per portarla fino alla fine. Palesi si appoggia ancora, Berbenni non riesce a passare, la rimessa dovrebbe essere sua. Pronto Berbenni per la battuta della rimessa laterale. Si muove Palesi, battuta su di lui, ancora Berbenni, crossa col destro, a rientrare verso Barzotti che fa la sponda per Tentoni, ma non propone un pallone preciso. Arriva Lazzarini che riesce anche a farsi restituire il pallone qui con il tacco 2 volte. Lazzarini chiuso all'intervento di Costante, grande azione di Lazzarini. Barzotti prova il lancio dentro l'area, era molto lontano Cogliati, era un'altra buona idea da parte del numero 9. Recupera Tentoni, adesso il Varese vuole provare a chiuderla, ma l'inverno dentro l'area, altro cross, Cogliati, il colpo di testa che gli rimane lì e non riesce ad andare verso la porta. Molto vicina al 2-0 la squadra di Ciceri, che adesso deve tornare perché c'era Vita in una buona posizione, ma l'intervento di De Ponti è stato perfetto. Tra poco spazio anche a Sovoghi, intanto Malinverno dentro l'area, calcia lui e calcia alto sopra la traversa. Ci sono tanti spazi adesso nell'ultima parte di campo difesa dal Vado, anche perché la squadra di Sesia deve necessariamente recuperare e quindi si espone ancora più di prima. Altro grande intervento da parte di Malinverno, adesso entra Abraham Sovoghi, ancora qualche istante, poi avrà poco più di una ventina di minuti, pardon, poco più di un quarto d'ora da giocare. Alluci col tocco prima dell'arrivo di De Ponti. Rosa, Sterza, Alluci, Saltarelli, Vita, ancora Alluci che allarga a destra, tocco di ritorno per lui, c'è spazio per un cross, eccolo che arriva, palla che rimane lì per Raffini, Tentoni allontana, poi qui Palesi deve uscire, allontana il pallone, ma ancora Vado, questo cross fuori misura, non riesce a tenerlo in campo Lupinacci. Ecco i cambi, non solo un cambio perché, come detto, è il momento di Sovoghi, entra al posto di Marangon. E poi spazio anche ad Umberto Agnelli. Adesso vediamo al posto di chi. Entra Umberto Agnelli.
entra al posto di Tentoni. E questi sono gli applausi per il numero 10, e fin qui sta decidendo la partita. Ovazione per Tentoni, il suo gol su calcio di punizione ha portato in vantaggio il Varese. Spazio dunque a Sovoghi e a Umberto Agnelli. Vediamo adesso come si posiziona la squadra di Ciceri, con Sovoghi a centrocampo. Segnato il suo primo gol a Varese contro la Nova Lomentin, non è bastato per evitare la sconfitta. 20 minuti da subentrante, più o meno come oggi per il ragazzo francese arrivato dallo Stade Brest. Eccolo di testa, Abram Sovoghi, manda fuori il pallone, rimessa laterale per il Vado. Cambio per il Vado, entra Sacco al posto di Rosa. Cambio in difesa anche per Sesia. E adesso Lupinacci vorrebbe battere questa rimessa laterale, ma ci sono due palloni in campo. Allontana uno Saltarelli, che adesso è capitano della sua squadra. La battuta di Lupinacci. La deviazione c'è, altra rimessa laterale per il Vado, praticamente dalla stessa posizione. Siamo già entrati negli ultimi 10 di questa partita, più eventuale recupero. 1-0 Varese. Alla messa dentro Sovoghi. Arriva la parata di Taina, sicuro. Con calma chiaramente adesso il portiere del Varese. Calcia lontano a cercare Barzotti. Pallone che finisce in out. Saltarelli per Alluci. Saltarelli, Sovoghi su di lui. Parte Saltarelli. Rientra da solo nel campo, allarga su Lazzarini. Quella parte c'è anche Ciccone. Saltarelli. Ciccone. Chiede movimenti ai suoi compagni, soprattutto ad Alluci, che riceve adesso, finta il cross, eccolo che arriva. De Ponti, sempre pronto a ribattere anche in quella zona. Lazzarini. Cross a lui sul secondo palo. È stata la deviazione e c'è il calcio d'angolo per il Vado a questa opportunità. Ancora una volta da palla inattiva. Ricercato sul secondo palo Lupinacci, ma è stato anticipato evidentemente da un giocatore del Varese. Batte Ciccone dentro l'area, Barzotti allontana. Alluci la rimette lì, la girata tentata da Vita. Il pallone che finisce alto. Vado che torna pericoloso con il numero 11. C'è un uomo a terra intanto, finito giù un giocatore del Varese nella mischia precedente. Adesso si rialza, se non vado errato proprio Costante. Altri cambi sempre per il Vado, per entrare a Bonchelè. Vediamo al posto di chi. E c'è Ciccone che prende la via più corta.
dentro a Bonkelè. Fuori Ciccone, che adesso si deve fare tutto il campo per tornare in panchina. E spazio in questi ultimi 7 minuti per Madia Bonkelè, ragazzo francese d'origini senegalesi. Intanto occhio al pallone per Diego Vita. Allontana la difesa del Varese, recupera subito il Vado con l'intervento tentato da Cogliati. Lupinacci viene preso da Agnelli in consegna. Saltarelli guarda dentro l'area, nessuno riesce a prendere il pallone. Rimane però in campo, prova ad uscire qui il Varese, la rimessa laterale è del Vado. Vita, Lazzarini a Bonkelè, prova a mettere un pallone al limite dell'area, non trova nessuno. Altra rimessa Vado. Con calma adesso il Vado prova a ricostruire, ripartendo da Saltarelli, il cross nell'area di rigore, il pallone che passa e poi in qualche modo Costante allontana e salva il Varese. A un passo dall'1-1 il Vado, quando mancano 5 minuti al termine. Rimessa laterale per la squadra di Sesia, che prova a spingere in questo finale. C'è Saltarelli, però deve aspettare perché c'è ancora un uomo a terra dentro l'area del Varese. Nel frattempo è ancora 0-0 tra Ligorna e Gozzano. Varese che adesso salirebbe a quota 42, sempre al sesto posto, anche perché la Biellese sta vincendo 3-0. Batte Saltarelli, pallone che arriva dentro l'area, Gulinelli non riesce a colpire, in qualche modo Cogliati rialza la sfera, Gulinelli al fisico per tenerla. Altro pallone al centro, diventa buono per la conclusione di Raffini, c'è un tocco con il braccio e quindi calcio di punizione per il Varese, a meno di 4 dalla fine. Arriva Taina per la battuta del calcio di punizione. Chiaramente vi ricordo l'appuntamento a fine gara con il man of the match, le interviste post partita, sempre qui dal Franco Ossola di Varese. Occhio a Cogliati, mette giù il pallone, prova a girarsi, cerca spazio in mezzo a 3 e cerca anche Sovoghi. Riesce a resistere per un istante, Cogliati in pressing, Gulinelli con un pallone molto complesso, riesce a tenerla Alluci che alza il pallone ma non trova nessuno. E Raffini che va a lottare per tenerla, si gira Raffini, calcio di punizione. Batte subito il Vado, Lazzarini guarda dentro l'area, va morbido, Gulinelli ci mette le mani Taina e la mette in calcio d'angolo. Se l'è sentita di pararla, ma solamente di prolungarla in corner. Il Vado adesso prova a crederci in questo finale. Siamo a meno di 2,5 dal termine. Minuto 88. Calcio d'angolo per il Vado. Ecco la battuta, profonda dentro l'area, Bonkelè prova di testa, poi il pallone che rimane lì. Lupinacci alimenta l'azione, Saltarelli ancora dentro, altro colpo di testa molto alto, quello di Lazzarini. Doppia occasione per il Vado, ha avuto prima una chance con un pallone vagante dentro l'area di rigore, poi il colpo di testa di Lazzarini.
è andato tutt'altro che vicino al gol, ma comunque vado a pochi passi da un eventuale 1-1. Vita prova a lanciare subito Raffini, pallone che arriva ancora nella zona di Vita, cerca di andare da solo, Saltarelli la tiene in campo, torna Sovoghi che recupera il pallone, Barzotti sponda per Cogliati, non c'è nessuno in quella zona, Sacco, Lazzarini, Alluci da destra, cerca spazi che non ci sono, ecco il cross dentro l'area per Alfiero, gli è mancato un passo per arrivare su questo pallone e finisce sul fondo. Meno di 30 secondi al termine nei 90 minuti, adesso arriverà la segnalazione del recupero. Vi ricordo ancora il prossimo weekend la finale di ritorno di Coppa Italia di Serie D Ancona Pistoiese alle 20, sabato 7 marzo, sempre su Vivo Azzurro TV, canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. E poi Serie D che torna al weekend del 15 di marzo per dare prima spazio alla rappresentativa di Giuliano Giannichedda alla Viareggio Cup. 5 di recupero. Vi dicevo, si torna al 15 con Teramo Ostiamare. Nel frattempo la Viareggio Cup, rappresentativa di Giannichedda, che sarà nel girone con Future Pro Soccer Nigeria, Athletic Palermo e anche Kison, formazione della Costa d'Avorio. Lunedì arriveranno i calendari. Altro cambio per il Varese, dentro Riccardo Pliskovac. Esce Palesi, si prende giustamente gli applausi. Spazio a Pliskovac in questo recupero, anche per guadagnare qualche secondo. Praticamente se n'è già andato il primo dei 5 di recupero. Sovoghi di testa a lottare proprio con Pliskovac. Settimana scorsa la prima da titolare contro la Nova Romentin, ragazzo arrivato da Gavirate, 11ª presenza per lui, classe 2006, 19 anni. Barzotti lancia il pallone per Pliskovac, arriva l'intervento di Bellocci in anticipo con grande freddezza, tiene ancora in vita il Vado che però sbaglia con la Bonchelè. E allora Barzotti prova ad aprire, il colpo di testa di Lazzarini che questa volta appoggia su Bellocci. Siamo nel secondo dei 5 di recupero, penso che verranno anche prolungati perché nel primo si è giocato poco. Calcio di punizione, finito a terra Vita. Arrivano buone notizie perché il Livorno ha perso 1-0 in 10 uomini e quindi il Vado, se dovesse pareggiare, aggancerebbe proprio l'altra Ligure in vetta alla classifica del girone A, e quindi questo calcio di punizione si carica ancora di più di importanza per la squadra di Sesia. Non vanno tutti dentro ma quasi, tanti giocatori in maglia rosso-blu al limite. C'è Alluci sul punto di battuta. Ecco il pallone dentro, colpo di testa di Sovoghi ad allontanare subito metà del recupero. Il Vado può ancora crederci, calcio di punizione per il Varese conquistato da Pliskovac. Ha fatto una gran cosa qui, in ogni caso se dovesse anche arrivare una sconfitta oggi sarebbe meno dolorosa per il Vado, visto che anche il Livorno ha perso, anche perché fra un paio di settimane c'è lo scontro diretto per il primo posto in classifica. E in ogni caso logicamente sarà così, proprio per l'altro risultato.
Cogliati finisce a terra in area, tutto regolare, palla che finisce sul fondo e rinvio dal fondo, corto di Taina, pardon, di Bellocci. Il lancio verso Raffini che commette fallo, si prende anche il cartellino giallo. Un po' di scintille adesso mentre De Ponti si rialza. Gulinelli ha qualcosa da dire al suo avversario. Raffini si è preso il cartellino. E adesso Tierno placa un po' gli animi. Con Taina che prende il pallone. Siamo già al 95esimo, ma forse non finirà qui. Con calma Taina, non ha voglia di velocizzare perché questi possono essere 3 punti fondamentali. Arriva il lancio, ma si alza la bandierina. Occhio a Cogliati che calcia lo stesso, ma era tutto fermo. Saltarelli vorrebbe battere, anche perché sta per esaurirsi il 95esimo. Adesso capiamo se verrà prolungato il recupero ed eventualmente di quanto. Ci sono 2 palloni in campo. Il lancio su Gulinelli, esce Taina che la tiene e la tiene dentro l'area di rigore. È praticamente finita, ma penso che si andrà fino a 95-30. Si scaldano gli animi anche in panchina, scintille anche tra una panchina e l'altra. Il Varese che vorrebbe finirla qui, il Vado vorrebbe prolungare ancora. Sovoghi, forse un'ultima chance per il Vado. Attenzione perché viene fermato il gioco, c'è un cartellino rosso che sta per arrivare per un componente della panchina del Vado Ligure. Tante scintille, tante polemiche davanti alla panchina di Sesia e forse un'ultima chance per il Vado. Con questo calcio di punizione dove si dovrà logicamente calciare lontano e soprattutto vicino all'area di rigore del Varese che adesso li porta tutti giù. Rimane alto solo Pliskovac. Calcia Saltarelli. Colpo di testa di Bruzzone a Bonchelè, ha la chance per rimetterla al centro, il pallone che arriva. Ma non c'è più tempo, finisce così, vince il Varese 1-0, 3 punti fondamentali per la squadra di Ciceri che ferma la corsa, la rincorsa del Vado. Varese che sale a quota 42 punti in classifica, rimane al 6° posto. E il Vado che invece rimane secondo a quota 58. Per sua fortuna il Ligorna oggi ha perso, dunque rimane cristallizzata la situazione in vetta alla classifica del girone A di Serie D, con il Ligorna semplicemente a +1 in attesa tra 2 settimane dello scontro diretto tra queste due squadre. Vi ricordo ancora gli appuntamenti: il prossimo weekend la finale di Coppa Italia Serie D, Ancona Pistoiese, sabato 7 alle 20 su Vivo Azzurro TV, e poi la Serie D che torna il weekend
con Tommaso Tentoni, match winner di questa partita, la vittoria 1-0 del Varese sul Vado Ligure. Tommaso, intanto cominciamo da quanto è stata importante questa vittoria e se il tuo gol così bello te l'eri immaginato così nel momento in cui stavi per calciare quella punizione splendida. Sì, diciamo che è da un po' di tempo che provo questo tipo di punizioni, sono stato fortunato anche per una deviazione, però l'ho sempre visualizzato così ed è andata bene, che in più ha portato anche i 3 punti alla squadra in una partita importantissima, perché venivamo da una sconfitta brutta la scorsa e quindi sono contento il doppio per questo risultato. Sono 7 gol in campionato, 6 sono arrivati nel 2026, c'è stato un cambio di passo, ne parlavamo anche in telecronaca. Cos'è cambiato in te? In cosa ti senti cambiato in questa nuova seconda parte del campionato? Ma niente, perché comunque ho sempre lavorato tanto in allenamento e diciamo che sono andato un po' a prendermi quelle situazioni, quei momenti della partita in cui potevo appunto fare gol e nel 2026 diciamo che forse ci ho creduto maggiormente in molte situazioni e quindi sta andando bene così e speriamo che possa proseguire per le ultime 8 partite che mancano. Ecco, con questa cornice di pubblico, oggi c'è stato un pubblico spettacolare, anche e soprattutto dopo un bellissimo secondo tempo, il vostro obiettivo penso rimanga ovviamente quello di andare ai playoff, ma fin dove può spingersi questa squadra quando gioca così? Sì, dobbiamo guardare partita dopo partita, purtroppo rispetto alle prime 2 là davanti siamo un po' in ritardo e quindi come ho detto dobbiamo guardare partita dopo partita per porci appunto questo obiettivo dei playoff, che per noi sarebbe comunque un gran risultato e i tifosi ci spingono sempre e gli dovevamo qualcosa dopo la brutta sconfitta di Romentino nella scorsa partita e penso che oggi a livello di carattere magari non è stata una delle partite più belle a livello tecnico, però come carattere, intensità penso che abbiamo dato tutto. Obiettivo per te invece a livello di gol, perché ne stai facendo veramente tantissimi, a quanto vuoi arrivare in questo 2026? Ma il più possibile, diciamo che dopo che ero arrivato a 5 mi ero posto l'obiettivo dei 7, ci sono arrivate, adesso alziamo un altro po' l'asticella, mancano 8 partite e voglio fare il più possibile per aiutare la squadra. Beh, poi con gol belli così. Grazie mille Tommaso e in bocca al lupo per la fine della stagione. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti per essere stati con noi sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Vivo Azzurro TV, l'appuntamento ovviamente a settimana prossima, il campionato di Serie D torna fra 2 settimane e saremo a Teramo per vivere altre emozioni di calcio e ovviamente di Serie D su Vivo Azzurro TV e sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Grazie, buona serata a tutti.